Buonasera ai titoli di Sicilia 24. Caro voli per il governatore Schifani, i prezzi dei biglietti aerei sono così cari a causa della speculazione. Il presidente invoca una mobilitazione politica e sociale e annuncia ricorso alla Commissione europea. Polemiche, le opposizioni e solo propaganda. Per la maggioranza rifiutano di far fronte comune. Cateno De Luca prova a mettere insieme il centro-sinistra per la nascita di un fronte progressista alle prossime elezioni regionali. Il leader di Sud chiama Nord, punta alla presidenza. A Messina sospeso il professore dell'istituto tecnico IACI, indagato per aver abusato di 2 studenti minorenni adescati sui social. Il maltempo non scoraggia turisti e cittadini in fila a Catania per il villaggio di Natale alle Ciminiere. Messina si illumina grazie ai mercatini e ai tanti addobbi degli alberi nelle piazze storiche. Palermo, l'ospedale Ingrassia, un nuovo sistema robotico per le protesi ortopediche permetterà ai pazienti di evitare i viaggi della speranza. Vigilia di campionato per il Palermo, domani giocherà al Tardini contro la capolista Parma. Corini cerca risposte dalla squadra scivolata all'8° posto in classifica. Buonasera e dunque, caro voli, il governatore Schifani chiama una mobilitazione politica e sociale contro le tariffe esageratamente alte e annuncia un ricorso alla Commissione europea. Ma per il PD è solo propaganda. Risponde Forza Italia, rifiuta di fare fronte comune. Maglio Viola. L'Antitrust chiude l'indagine sugli esposti della Regione Siciliana e delle associazioni dei consumatori che ipotizzano un cartello fra le compagnie per far lievitare i prezzi dei voli da e per la Sicilia, ma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, non ci sta. Ci sono fenomeni speculativi, conferma, che non sono stati chiariti dall'Antitrust che ha respinto il nostro ricorso, ma confidiamo nei nuovi poteri che il decreto Urso ha dato all'autorità di garanzia per intervenire sull'algoritmo. Ma poi il governatore conferma la propria idea, ci sono prezzi fuori controllo da parte di alcuni speculatori. Schifani lancia quindi un appello contro il caro voli, serve una mobilitazione sociale e politica, solo facendo squadra si può combattere questo vero e proprio scandalo. Credo, continua, sia giunto il momento di alzare la voce, rispettiamo la decisione dell'Antitrust ma non la condividiamo, ci siamo anche rivolti alla Commissione europea che ha aperto un dossier sulla vicenda. Polemiche invece alle opposizioni, soprattutto PD. Per il capogruppo Michele Catanzaro il presidente Schifani deve fare pace con se stesso ed accettare il fatto che fino ad ora le sue iniziative non solo non hanno ridotto i prezzi, ma anzi stanno avendo un effetto boomerang. Per affrontare con serietà ed efficacia questo tema, dice ancora Catanzaro, c'è bisogno di interventi strutturali di lunga durata. Silenzio al momento da parte dei consumatori che attendono l'esito della seconda indagine dell'Antitrust e si dicono però disponibili a collaborare con le istituzioni alla ricerca di altre soluzioni, giudicando insufficienti comunque gli sconti applicati alla Regione. De Luca prova a mettere insieme le opposizioni al governo Schifani con l'obiettivo di diventare il leader del fronte progressista alle prossime elezioni regionali. Luca Ciliberti. Tutto parte da questa foto postata dalla ex Iena Ismaele Lavardera sui social. Le opposizioni compatte PD, Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord e Misto, pronte a battere Schifani, scrive il vicepresidente della Commissione regionale antimafia. Tutti insieme pronti, forse, per brindare a un grande patto. Tra loro anche Gianfranco Miccichè, l'ex coordinatore di Forza Italia, defenestrato proprio da Schifani e transitato al gruppo misto. Al gruppone, per dirla in termini ciclistici, manca il leader della corsa, un nome che raccolga il consenso trasversale e che possa dare forma alla sostanza delle idee. Ed ecco che poco dopo la pubblicazione della foto arrivano le parole di Cateno De Luca, che da Roma prepara le europee, ma che guarda già alle regionali del 2027 in Sicilia come punto di arrivo. Si sta lavorando ad un'area alternativa a questo centrodestra, scrive Cateno, che vede la mia persona come punto di riferimento e porta anche alla costruzione di un movimento meridionalista all'interno del centrosinistra. De Luca è eccentrico, ma ha certamente ben chiaro il percorso. Alle ultime regionali la sua corsa in solitaria ha raccolto il 26% dei consensi, con una coalizione di partiti alle spalle sa che quella soglia potrebbe schizzare a percentuali difficilmente programmabili.
Dal canto loro, PD e Movimento 5 Stelle sono privi di candidati forti. I Dem in Sicilia fanno ancora riferimento solo al segretario regionale Anthony Barbagallo, oggi parlamentare alla Camera e main sponsor della segretaria Elly Schlein. I 5 Stelle invece faticano a riprendere quota. Il coordinatore Nuccio Di Paola e gli altri deputati regionali non sembrano avere nell'elettorato esterno al movimento lo stesso appeal e la stessa notorietà dei fuoriusciti Cancelleri e Giarrusso. Un collante come De Luca potrebbe ridare vitalità anche a loro. Ed ecco che in quest'ottica la partita delle europee diventa interessante per pesare l'umore dell'elettorato nei confronti della maggioranza. Da lì le opposizioni ripartiranno per costruire una proposta alternativa. Se concateno De Luca o meno si saprà solo il 9 giugno. Nel frattempo resta la foto segnante di una tavolata compatta nelle fasi calde della finanziaria regionale. È stato sospeso il docente dell'Istituto IACI di Messina, indagato per aver abusato di alcuni ragazzi dopo averli contattati in chat. Le indagini proseguono nel massimo riservo. Francesco Triolo. È stato sospeso in via cautelativa il docente della scuola superiore IACI di Messina, indagato per aver abusato di 2 studenti minorenni. La decisione è stata presa dall'ufficio scolastico provinciale dopo l'apertura di una doppia inchiesta da parte della procura e del Tribunale dei minorenni di Messina sulla vicenda che avrebbe coinvolto il professore. L'indagine è seguita direttamente dal procuratore facente funzioni Rosa Raff e dal procuratore per i minorenni Andrea Pagano ed è affidata ai carabinieri, che hanno raccolto le denunce degli studenti e dei loro genitori, ma mantengono il massimo riservo sulle indagini, anche se avrebbero già ascoltato alcuni dei ragazzi come persone informate sui fatti con il supporto di assistenti sociali e psicologi. Il docente, 35enne, avrebbe pubblicato annunci espliciti su delle chat per avere dei contatti con i ragazzi. A quanto sembra, l'uomo avrebbe avuto anche incontri nella sua casa con alcuni degli alunni e che avrebbe anche pagato i ragazzi per le prestazioni sessuali. Gli investigatori stanno approfondendo tutti gli aspetti di questa storia, per esempio come il professore avrebbe adescato gli alunni e i ragazzi, che poi avrebbero acconsentito ad avere rapporti sessuali con lui anche a casa sua, e se ci sia stato una sorta di ricatto da parte del docente verso i minori per sottostare alle sue richieste. Condannato a 30 anni Alessio Attanasio, 52 anni, siracusano, indicato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania come il capo della cosca che porta il suo nome. Attanasio è accusato, insieme ad un'altra persona ormai deceduta, dell'omicidio di Giuseppe Romano avvenuto nel marzo del 2001. E adesso a Catania il maltempo non ferma turisti e cittadini che hanno scelto di visitare il centro della città. Alle Ciminiere tutti in fila per il villaggio di Natale, dove è stata allestita la ruota panoramica. Stamattina in giro per noi c'era Emanuela Corsi. Passeggiate culturali, sagre, visite nei centri storici, mercatini di Natale. Le città siciliane sono ormai addobbate a festa e durante il Ponte dell'Immacolata sono tante le iniziative per cittadini e turisti. A Catania tutti in fila per visitare il Christmas Town, il villaggio natalizio inaugurato ieri alle Ciminiere che richiama visitatori da tutta l'isola. Venendo da Palermo per Catania, secondo me Neanche il maltempo vi ha fermati. perché scusa, in Svezia non camminano con questo tempo. Hai portato i bambini? Sì, 1, 2, 3 e 4. Tutti tuoi? Sì. Veniamo da Cassibile, che è una frazione di Siracusa, abbiamo organizzato un pullman, 2 pullman, 110 persone. 110? Sì. Una delle principali attrazioni è la ruota panoramica con vista mare ed Etna, ferma però a causa del maltempo. Ci incuriosisce, però oggi con questo tempo non credo sia possibile fare qualche giretto, però molto, molto carina. La pioggia e il vento di oggi non hanno scoraggiato i cittadini, ma soprattutto i tanti turisti che sono presenti in città. Noi da Trani, Puglia, facciamo anche un giro per Catania. Com'è? Bella, vabbè, c'ero già stato, però è molto bella. Brescia. Ah, è la prima volta a Catania? Sì, prima volta. Bella. Il tempo non... No, il tempo no, abbiamo portato sfortuna. Visitiamo la bella città, quindi tutto quello che ci offre. Domani invece saremo su a Taormina. Ok, da dove venite? Da Biella. Ieri siamo state in centro Catania, qui, e poi siamo andate sul lungomare. Veniamo da tutte le parti d'Europa, diciamo. Io sono romana, lui è greco, bulgaro. Ad attrarre i tanti turisti non solo le bellezze della città, ma anche il cibo siciliano. Well, I love pizza and pasta, so... E gli arancini? Non ho ancora mangiato i cannoli. Tra cannoli e arancini c'è spazio anche a dicembre per una buona granita, accompagnata dalla brioche rigorosamente con il tuppo. Siamo abitué sia di granita che di Catania.
Con l'accensione degli alberi natalizi in piazze storiche e luoghi riscoperti, Messina appare scintillante per un Natale 2023. Una cartolina di luci e colori che donano magia e fascino alla città dello Stretto. Francesco Triolo. L'atmosfera del Natale, diffusa in tutta la città, una Messina che non sembra Messina, il commento di tutti per una grande festa che ha illuminato le piazze più importanti, regalando un percorso di luce e colori, di gusto e sapori natalizi. Messina si illumina dei suoi alberi di Natale, 6 accesi ieri sera dal sindaco e dalla sua giunta, con un percorso a piedi tra un brindisi ed un altro e con tante persone, famiglie, bambini ed un'atmosfera unica, quella del Natale. C'era tantissima gente e continua a esserci tantissima gente che sta prendendo in giro con noi e mi fa piacere perché vuol dire che c'è la voglia di riscoprire insieme. Abbiamo fatto il passaggio in via Cicerone con la scritta illuminata che è una novità, l'albero di Cesare Battisti con incrocio autopatonizzato di fronte all'Università del Tribunale che è un'altra novità. Da Piazza Municipio a Piazza Cairoli, luoghi simbolo dell'aggregazione in città, ma soprattutto la scommessa vinta di chi è riuscito a recuperare e far riscoprire a tanti messinesi e non luoghi quasi dimenticati, con un comune denominatore, il riappropriarsi di alcuni spazi. Via Laudamo accanto al Teatro Vittorio Emanuele, col mercatino e il grande albero acceso, la piazza di fronte all'università con l'albero per la prima volta acceso con luminarie pur essendo lì da 80 anni. Piazza Losardo, dove negli ultimi mesi è stata portata a termine un'importante azione di riqualificazione. Un colpo d'occhio ovunque, tra mercatini di Natale, luce e voglia di socialità. È una Messina che non sembra Messina. A Catania il Comune continua l'opera di contrasto agli incivili che gettano rifiuti in strada, requisiti veicoli, partite denunce penali. Sono 11 le persone cui sono state sequestrate le auto e che sono state deferite le autorità giudiziarie. Sono state individuate grazie alle telecamere mentre abbandonavano spazzatura in strada. In particolare vicino al viale Mario Rapisardi è stata notata una persona che a bordo di una moto Ape si accingeva ad abbandonare sul bordo della strada notevoli quantità di rifiuti in legno, contribuendo a formare una vera e propria mini discarica abusiva. L'uomo è stato denunciato a piede libero e il mezzo sequestrato. Restiamo a Catania. 11 genitori nel quartiere di Nesima non mandavano a scuola i propri figli minori e sono stati denunciati dalla polizia. La questura ha anche trasmesso il provvedimento agli organi competenti che dovranno valutare se sospendere o revocare eventuali sussidi statali. Adesso a Messina un gravissimo atto vandalico nella notte a Giostra, nel quartiere periferico appunto della città, vandalizzato il murale realizzato per la festa della polizia nel 2022. Sentiamo Francesco Triolo. Uno sfregio in piena regola ad un'opera che raffigura il tricolore di un agente di polizia con accanto cittadini di varietà che intendeva veicolare il messaggio del dialogo tra gli uomini in divisa e le persone comuni. A Messina è stato imbrattato il murales fortemente voluto e realizzato in occasione della festa della polizia del 12 aprile del 2022, celebrata proprio a Giostra, quartiere di periferia dove la lotta alla criminalità avviene isolato per isolato. Quello doveva rappresentare un simbolo, un messaggio dipinto dagli studenti del liceo artistico Basile. Un gesto grave che va oltre l'atto vandalico, ha detto il sindaco Federico Basile, mentre il questore Gabriella Ioppolo ha ribadito che la gravità è per il significato del messaggio che quell'opera aveva. Linee nere dipinte a X sul totale dell'opera e sull'agente raffigurato, una linea a barrare la scritta Polizia di Stato e l'hashtag Esserci sempre. Un atto che non sembra essere una bravata o una semplice spavalderia di qualche giovane, ma un gesto considerato inaccettabile, e anche i rappresentanti della quinta municipalità sono intervenuti auspicando l'immediato intervento delle forze dell'ordine affinché si faccia luce sul grave accadimento e venga al più presto ripristinato, perché la presenza della legge e dello Stato deve essere più forte di qualsiasi altro gesto. Una breve pausa, torniamo con altri servizi. Basta Viaggi della Speranza. Nell'ospedale Ingrassia di Palermo un nuovo sistema robotico per ortopedia permetterà a tantissimi pazienti di non dover più viaggiare verso ospedali del nord per essere operati. Marco Gullà. Una piattaforma robotica ad alta tecnologia per la chirurgia protesica da alcuni giorni è in dotazione all'unità di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Ingrassia di Palermo. Il sistema MACO, in dotazione in Italia solo a 18 strutture,
tutti al nord, è il primo in Sicilia ed è utilizzato per gli interventi di protesi totale di ginocchio, protesi monocompartimentale di ginocchio e protesi totale d'anca e si compone di un braccio robotico, un modulo di visione e un modulo guida. Il braccio robotico praticamente permette di riprodurre sul paziente ciò che il chirurgo ha pianificato con estrema precisione sul software. Questa piattaforma robotica permette, interagendo con il chirurgo ortopedico, un'esecuzione dell'intervento di protesi di ginocchio totale e parziale, di anca e nel 2024 con l'arrivo del software anche della spalla in una maniera e in una precisione che siamo al 99%, 0,1% di errore. Basta viaggi della speranza, questa nuova tecnologia permetterà a molti siciliani di essere operati direttamente all'ospedale in Grassia. Apre ad Agrigento un nuovo polo culturale dedicato all'arte contemporanea, Vista di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Inaugurata per l'occasione la mostra Trame Mediterranee, che racconta anche il fenomeno delle migrazioni. Davide Sardo. Un polo culturale multidisciplinare stabile, dedicato all'arte contemporanea e in dialogo con le istituzioni e le realtà artistiche della città. È questa la visione che contraddistingue il nuovo corso dell'ex Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, che in passato ha ospitato progetti e premi rivolti alla promozione dell'arte contemporanea e in particolare dei giovani artisti. Adesso il complesso architettonico ha riaperto al pubblico con il nome di Fabbriche e sarà gestito dalla Fondazione Orestia di Gibellina. Un'offerta culturale nel settore delle arti contemporanee nel centro della città di Agrigento, che oltre a poter fruire di questo straordinario, meraviglioso parco archeologico, avrà anche la possibilità di essere attratta qui i visitatori, oltre che i cittadini ovviamente, per vedere i segni della contemporaneità nel campo delle arti visive, della musica, del teatro, del cinema, della filosofia. Per l'occasione è stata inaugurata la mostra Trame Mediterranee, che racconta anche il fenomeno epocale delle migrazioni. In questo momento così critico, per le culture bagnate da questo mare, no? E in relazione a quello che sta accadendo, volevamo marcare un po' il nostro senso che ci ha accompagnato fin dall'apertura del museo. Un appuntamento importante, quello delle Fabbriche, che si annuncia uno dei centri nevralgici della programmazione di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Una breve pausa e poi il calcio. Per il calcio, vigilia di campionato per il Palermo, che domani giocherà al Tardini contro la capolista Parma. Corini cerca risposte dalla sua squadra, che è scivolata all'8° posto in classifica. Marco Gullà. Non c'è tempo per gli esperimenti. Eugenio Corini ha recuperato diversi giocatori e contro il Parma domani alle 16:15 potrà finalmente schierare la migliore formazione possibile. Il solo Ceccaroni non sarà disponibile per la trasferta del Tardini e al suo posto sarà confermato Marconi al fianco dell'inamovibile Lucioni. Al Palermo servono punti, la classifica inizia ad essere sbilenca rispetto alle ambizioni della vigilia del campionato, ma la sfida del Tardini è tutt'altro che agevole, il peggior cliente per un Palermo che ha perso identità, gioco e vigore. C'è anche una sorta di Ramadan in avanti. Brunori ha dimenticato come si segna. Nelle ultime 5 partite il Palermo ha realizzato solo 3 gol, uno al Brescia, uno alla Ternana e uno al Catanzaro. Ecco perché Corini domani riproporrà il tridente offensivo con Brunori al centro e Insigne e Di Francesco esterni alti. A centrocampo la variazione rispetto alle ultime uscite sarà l'impiego di Stulaz in cabina di regia. In difesa spazio a Mattei e Lund sulle catene di destra e sinistra, mentre al centro, come abbiamo detto, giocheranno Lucioni e Marconi. I ducali sono reduci dalla sconfitta ai calci di rigore contro la Fiorentina in Coppa Italia, una vera e propria beffa dopo una prestazione incredibile e che vedeva gli emiliani in vantaggio di 2 gol fino al minuto 83. Domani al Tardini, con fischio d'inizio alle 16:15, oltre 2000 tifosi rosanero sugli spalti. E prima di chiudere una notizia dell'ANSA, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il 48enne Saro Gioacchino Morgana, accusato di aver sfregiato usando l'acido delle batterie contro l'ex moglie. L'indagato è stato anche accusato dunque di lesioni personali gravissime e maltrattamenti in famiglia. Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.